Si stanno avviando ai nastri i protagonisti di questo premio ABUP Tris di oggi, categoria G. A 2060 sono in 10 e 4 di categoria F. A 2080 1 Vincidor Antonio Castiello, 2 Zapping C Antonio Greppi, 3 Zeusbaldo Franco Baldini, 4 Zenith Mo Marco Basile, 5 Ziodipa Giorgio Cassani, 6 Tommy Maurizio Cheli, 7 Zico e K Sandro Capenti, 8 Victory Show Andrea Farolfi, 9 Vandina Nicola Bortolotti, 10 Sissi Mamma Sandro Miraglia. Questo è il primo nastro. A 2080 11 Spirit Roby Roberto Biagini, 12 Vaomar Emanuele Ossani, 13 Sympathy Trio Marco Stefani, 14 Ulalia Roberto Vecchione. Cavalli che entrano nel pistino interno e sono agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale. Veloce Numero Ziodipa. 3 Zeusbaldo. Mentre c'è la rottura di Zeusbaldo, Numero Ziodipa al 2 comando. Zapping SI squalificato. Davanti ci sembra Sissi Mamma. Numero partita molto 14 veloce. Ulalia Dal squalificato. secondo nastro 15-7, intanto la squalifica anche per Ulalia. Siamo al primo passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Ziodipa davanti a Sissi Mamma, poi Zenith Mo, scusate, all'esterno avanza Victory Show, la cui schiena è presa da Zico e K, poi a largo vicino il primo dei penalizzati che è Sympathy Trio, tanto 31,9 i primi 400 metri, con in vantaggio sempre il figlio di Zalindi Reserve, Ziodipa, con in schiena Sissi Mamma, all'esterno Victory Show, 600 metri in 48,6, retta di là, con diverse pariglie che si vanno a formare. Vediamo Vandina terza alla corda, mentre c'è lo scatto di Sympathy Trio. Marco Stefani decide di entrare subito in scena e sospinge in avanti Victory Show che non si lascia sfilare. 1,46 il primo giro, 16 la retta di là. Ora ci sono 3 cavalli a ventaglio, Ziodipa, Victory Show e Sympathy Trio, che prova a rimettersi in schiena l'allievo di Andrea Farolfi, manovra che riesce. Sissi Mamma sempre lì seconda alla corda davanti a Zenith Mo, chilometro 1,20 tondo tondo, secondo passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Ziodipa su Sissi Mamma, all'esterno Victory Show che ha controllato il tentativo di Sympathy Trio, poi ancora Zeus e K e Vaomar, mentre lungo la corda sono sempre gli stessi con posizioni ormai immutate. Vandina è quarta davanti a Tommy, intanto siamo sul finire della penultima curva, passata da Tommy in 16,1, retta di là ancora Ziodipa affiancato da Victory Show, poi Sympathy Trio, cede Zico e K, ancora tonica Sissi Mamma seconda alla corda davanti sempre a Zenith Mo. Numero L'errore del 5 battistrada Ziodipa squalificato. che lascia al comando Victory Show, ha subito preso sotto tiro da Sympathy Trio, poi vediamo il numero 10 di Sissi Mamma, il 4 di Zenith Mo, poi sbuca anche l'1 di Vincidor. Ultima curva passata in 15, Victory Show in vantaggio su Sympathy Trio, retta d'arrivo, Victory Show che cerca di difendersi da Sympathy Trio ed è Victory Show, Andrea Farolfi che vengono a vincere su Sympathy Trio, al terzo Sissi Mamma davanti a Zenith Mo, al quinto Vincidor. Quindi la vittoria per Victory Show, il figlio di Exploit CAF con Andrea Farolfi, training di Michela Racca per i colori della The Show Must Go On. Vengono a vincere dopo percorso esterno, ha controllato sul percorso sempre Sympathy Trio che aveva provato a metà corsa, poi anche alla fine, ma ha vinto molto bene. Buon secondo comunque Sympathy Trio, davanti a, vediamo, il numero 10 di Sissi Mamma che ha corso seconda alla corda davanti a Zenith Mo, anche lui che era in corda, poi al quinto Antonio Castiello con Vincidor. È tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per domenica prossima, gran giornata col Gran Premio Italia maschi e femmine, poi il Due Torri e il Palio dei proprietari.